La linea sta cominciando proprio in questo momento la seconda manche dell'ultima prova, quella decisiva del campionato italiano salto ostacoli per i seniores. Qui a Vicenza si sta svolgendo anche il campionato giovani cavalieri. Il primo a entrare in campo in questa seconda manche è Duccio Bartalucci, che monta qui Dugaron e che sta in questo momento concludendo il suo percorso con una combinazione composta da una triplice e da un verticale con sole 3 barriere. Accanto a me c'è Marcello Mastronardi. Vorrei che Mastronardi, direttore di campo, ci illustrasse appunto le caratteristiche di questo percorso conclusivo. Si tratta del percorso della seconda manche che, come da regolamento federale, è previsto obbligatoriamente su 8 ostacoli. Siamo su delle entità al massimo di quello che la regolamentazione consente, cioè un massimo del 50 per 1,80, e ad eccezione del numero 1 che è di 1,45, il resto è tutto sul 50-51 con dei larghi fino a 1,80. Addirittura la triplice di entrata della gabbia finale è di 2 metri, quindi siamo al massimo di quello che il regolamento Ecco Marcello, in campo abbiamo adesso Valerio Sozzi su Liberty, secondo a entrare in campo. Io direi che commentassi tu il suo percorso. Perfetto. Spiegandoci proprio le difficoltà del tracciato. Il numero 1 che è un verticale rustico. Ecco, adesso è passato attraverso le cellule fotoelettriche. Il numero 1 che è un verticale rustico di 1,45. Già affronta il numero 2 che è un largo di 50-50 per 1,70, abbastanza leggero come si dice in gergo, cioè molto trasparente. Il 3 affronta la prima combinazione che è costituita da un muro con verticale di barriere che è toccato e un largo in uscita che è notevole perché siamo sul 51-52 a barriere pari per 1,70 di largo. Questo è un ponticello sul fosso. Arcobaleno l'abbiamo chiamato per i colori. Adesso va a affrontare anche questo oxec molto delicato. Affronta ancora questa croce di fronte stretto. Ci sono le famose verticali di tavole ad onda, sempre molto fragili, fragili anche perché per la loro configurazione è molto instabile, molto delicata. E questa è la triplice, finale, esatto, con il verticale in uscita finale. Ma Sozzi oggi ha fatto 2 ottimi percorsi, anche il primo ha fatto solo un errore alla riviera e anche qui ha fatto un solo errore in entrata di combinazione. Perfetto Marcello, ringraziamo Mastronardi che lasciamo ai suoi compiti di direttore di campo. Accanto qui vicino alla postazione c'è anche l'ingegner Bedini che è vicepresidente della federazione. Ecco ingegnere, questa è l'ultimissima prova, quindi vorrei che un attimo riassumere quello che è successo fino adesso. Abbiamo avuto 4 prove mentre la regia di Elena Micucci ci ripropone l'errore al muro d'ingresso alla gabbia. Ci sono state 4 prove di qualificazione durante l'anno che hanno dato l'accesso a questo concorso finale di Vicenza, e poi le prime 2 prove nei giorni scorsi che invece hanno dato l'accesso a questa prova finale. Certo, allora diciamo in poche parole come è stato articolato, come è articolato il campionato italiano. Questo di Vicenza oggi è l'epilogo, diciamo, di 4 prove di Gran Premi d'Italia, i quali hanno selezionato mediante dei calcoli diciamo appropriati, aritmetici, e si sono presentati a Vicenza per la finale di oggi, circa 30 binomi che già per accedere a questa prova di Vicenza cosa dovevano aver fatto? Ecco, dovevano aver fatto almeno 3 Gran Premi d'Italia con meno di 8 penalità. Di conseguenza tutti coloro che hanno affrontato i precedenti 4 Gran Premi Intanto d'Italia... avete visto, che interrompo l'ingegnere Bedini, un errore di Stefano Nogara su Fabiano, che è il binomio che stiamo seguendo in questo momento. Ha affrontato bene la combinazione composta dal muro sormontato dalle barriere e dal passaggio di sentiero su cancello. Questa avete visto una girata di Fabiano piuttosto larga. Questo è uno dei punti del percorso, forse l'unico che consente di guadagnare qualche cosa. Se girano prima dell'ostacolo sbarrato possono guadagnare diversi metri. Sì, possono guadagnare diversi metri, ma c'è sempre la possibilità di non vedere bene la distanza, perché ovviamente si trovano poi un ostacolo largo. E riesce a rimanere sulla barriera finale nonostante
sia stata toccata e quindi Nogara esce dal campo con 4 penalità. Diciamo che i binomi entrano in campo nell'ordine inverso alla classifica che si è formata nelle 2 prove precedenti e quindi i primi che vediamo entrare sono i maggiormente penalizzati. Intanto avete rivisto al rallenti l'errore di Nogara su Fabiano. Vedremo naturalmente per ultimi quelli che sulla carta sono i più titolati alla vittoria. Probabili titolati alla vittoria. Ritornando appunto alla qualificazione che si diceva poc'anzi, qui entrano circa 30 finalisti che hanno fatto almeno 3 Gran Premi d'Italia, sempre su grandi ostacoli, e che abbiano partecipato agli stessi uscendo dalla prova con meno di 8 penalità. Quindi praticamente si è fatta la prima prova di finale del campionato giovedì, venerdì la seconda prova, e questa è la prova definitiva, quella che estrapolerà il campione italiano seniores di salto ostacoli. E a questa prova finale potevano partecipare soltanto i primi 20 invece. Esattamente. Oggi in realtà sono entrati in campo nella qualificazione di questa mattina soltanto in 19 perché uno dei binomi non è partito. E qui nella seconda manche di questa prova finale avremo soltanto 15 binomi, se ne erano qualificati 17, ma in 2 hanno rinunciato a partire. Intanto il cavaliere che vedete in campo su Ninà della Fosse è Lorenzo Braghieri, avete visto qualche errore alla gabbia, e uno dei 2 cavalieri che non è partito in questa seconda manche è Roberto Arioldi, che è qui vicino e cui vorrei chiedere immediatamente come mai non è partito. Ma perché non ero in zona medaglie. Settimana prossima abbiamo un CSI a Palermo e fra 2 settimane un altro CSI a Catania, allora ho voluto risparmiare un po' il cavallo per queste 2 trasferte internazionali. È un momento in cui non disponi di grandissimi cavalli, Roberto? No, cioè forse non so se ho scelto il cavallo giusto per questi campionati, avevo più in forma l'Europiana Orchidea. Però qui hai avuto delle belle soddisfazioni. Ha vinto il Gran Premio Torino, no? Ha vinto a Grosseto, volevo risparmiarla un po'. L'Europiana Gabay è rimasto a casa una settimana, forse questo è stato uno sbaglio, abbandonarlo per una settimana. Il primo giorno è stato il giorno che ha compromesso tutto il campionato. Abbiamo rivisto a rallenti Braghieri. Ecco, questo, spero che senz'altro ieri ha saltato molto bene il cavallo e anche oggi è saltato bene, ha fatto 2 piccoli errori ma saltando bene, ho voluto risparmiare per cercare di saltare bene sia a Palermo che a Catania. Orchidea cavallo italiano, quindi sì, in questo Orchidea momento il tuo miglior cavallo è un cavallo italiano? Sì, sia lei che l'Europiana Gabay sono 2 buoni cavalli, ecco, dipende un attimino dai tracciati e dai percorsi che si trovano, può essere più competitivo uno o l'altro secondo il tracciato che c'è, ma sono 2 buoni cavalli su cui io posso contare. Molto bene, intanto abbiamo visto uscire Braghieri con 13 penalità e un quarto nella seconda manche, complessivamente 21 e un quarto tra la prima e la seconda. Il cavaliere che vedete inquadrato adesso è Alberto Cocconi, che monta Imperial King. Ingegnere, riprendiamo la nostra Sì, volevo poc'anzi cronaca. Complimentarmi intanto per le espressioni felici del nostro cavaliere Roberto Arioldi, perché ovviamente ha inneggiato in questa specialità che è molto difficile, molto complessa, la presenza di un importante cavallo italiano, cioè Orchidea, e quindi questo è un grosso vanto sia per la nostra equitazione e soprattutto per il nostro allevamento che finalmente meritava una soddisfazione di quel tipo. Attenzione al percorso di Cocconi che mi sembra molto brillante, ha fatto un bel percorso anche nella prima manche Cocconi, chiude la seconda manche, nella prima aveva 8 penalità, nella seconda manche 3 quarti di penalità perché ha superato il tempo massimo. 59 secondi e 0. Lei, il fatto di girare sempre dietro quell'ostacolo chiuso porta ovviamente l'allungamento del percorso e può portare poi delle penalità per eccesso di tempo. Io ho seguito il generale Azais mentre stavano facendo la misurazione del percorso e c'è stata una grossa incertezza se far passare
quella che voi chiamate la bicicletta, in realtà bicicletta non è, bicicletta. dietro o davanti l'ostacolo. Alla fine si è deciso per una via di mezzo, cioè per passare come se l'ostacolo non ci fosse, in modo da fare un calcolo intermedio, evidentemente considerando che molti cavalieri sarebbero passati al di qua. Certo. Invece certo, passando al di là in pratica Allungano il percorso più di quanto non sia previsto dalla... E chiaramente allungando il percorso c'è un fuoritempo, il fuoritempo poi va nelle penalità. Stefano Cesaretto su Louis XIV. Sicuramente questo è un binomio di buon interesse, perché le prestazioni di Cesaretto con questo cavallo sono state sempre molto positive, sino alla partecipazione anche ai campionati mondiali dell'anno passato a Stoccolma. È un cavaliere giovane, nato nel 64 a Brescia, Stefano Cesaretto. Nella prima manche 8 le penalità per lui, il percorso era completamente diverso, inutile fare riferimenti. C'era una doppia gabbia successiva alla Riviera che era decisamente molto impegnativa, tra l'altro neanche perfettamente in asse con la Riviera. Buono, decisamente buono il percorso di Cesaretto, che chiude questa seconda manche, se non ho visto male, con un errore sul primo ostacolo, su quel verticale rustico, e quindi con 4 penalità. Sono 4 le penalità. Infatti Lo speaker ufficiale Alberto Partuscelli ha appena dato il giudizio della giuria. Diciamo che il binomio Louis XIV e Cesaretto è un binomio ovviamente ben consolidato, un binomio che ormai da tempo si conoscono, c'è un perfetto affiatamento fra i due e le prestazioni sono sempre molto positive. Natale Chiaudani su Asco II. Natale Chiaudani anche lui con 8 penalità, che è stato decisamente il risultato finale più comune della prima manche, 2 errori agli ostacoli. Devo dire che però il tracciato disposto da Mastronardi era veramente molto impegnativo. Natale Chiaudani, ufficiale della Scuola Militare di Equitazione di Montelibretti fino a qualche anno fa, ha debuttato nell'87 ai campionati italiani seniores, quando furono vinti da Roberto Arioldi su Rosa, la cavalla italiana Rosa, a Cervia. Nell'86 aveva vinto Corno con Impedui, nell'88 ha vinto poi Nuti sull'Erri, che rivedremo tra poco montato da Govoni. Nell'89 poi ha vinto Moyerson con Duganò nell'ultima edizione della... Avete visto un passaggio assolutamente temerario, ma senza penalità di Chiaudani e purtroppo qui invece la barriera è caduta. Nell'89, dicevo, nell'ultima edizione del campionato italiano con la vecchia formula, in un solo concorso ha vinto Moyerson su Duganò. Nel 90 con la nuova formula ha vinto Filippo Giannini su Vanda. Chiaudani esce con 4 penalità, anche lui da questo... Sono 8 e un quarto le penalità per... Invece mi corregge Martuscelli, sono 8 e un quarto le penalità un quarto per aver superato il tempo massimo agli ostacoli, un quarto di penalità, mentre la regia ci ripropone a rallenti un passaggio, un quarto le penalità per aver superato il tempo massimo, evidentemente meno di un secondo di più del tempo. Ecco, ingegnere, questa mattina so che c'è stata un'importante riunione per la federazione, si è parlato del calendario di quest'anno. Ci sono novità di rilievo, mi pare. Ma diciamo che stamane è stata una riunione, diciamo, a livello nazionale, per stabilire un calendario nazionale per le manifestazioni del 92. È uno sport fortemente emergente, abbiamo una popolazione equestre molto importante in Italia, si pensi che in Italia per il 92 sono programmati oltre 100 concorsi nazionali, quindi di alto livello, oltre a tutta quella miriade di concorsi regionali e interregionali. Ecco, io la interrompo un attimo per dare soltanto qualche indicazione su Emilio Puricelli, che sta partendo adesso. Puricelli monta Dunia,
è un binomio su cui la federazione, mi corregga ingegnere se non è vero, ma la federazione conta molto, no? Su questo binomio Puricelli-Dunia. Puricelli è nato a Busto Arsizio nel 1955, non è più giovanissimo, ma è comunque fra i cavalieri più importanti, era tra quelli che hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo ad Atene. No? Confermo con la massima convinzione di quanto lei ha detto, che la federazione conta sulla grande esperienza di Emilio Puricelli. C'è purtroppo un errore nell'uscita dalla combinazione. E conta anche su questa ottima cavalla Dunia che... Ecco, vedete il passaggio di Puricelli all'interno invece certo, dell'ostacolo chiuso, che ha abbreviato notevolmente il percorso in questo modo. Quindi una buona cavalla come Dunia, con un cavaliere esperto come Emilio Puricelli, che ancora stanno cercando l'ottimo, diciamo, l'ottimum della loro unione, sicuramente porterà delle grosse soddisfazioni alla federazione e allo sport equestre nazionale. C'è stato purtroppo anche un altro errore al verticale di tavola dotta, Puricelli esce dal campo quindi con almeno 8 penalità per errori agli ostacoli, non ci sono infrazioni al tempo e quindi il complessivo per Puricelli è 16 penalità. Il miglior complessivo fino adesso è quello di Stefano Cesaretto, no, di Alberto Cocconi, che su Imperial King ha totalizzato con 8 penalità nella prima manche e 3/4 nella seconda, 8 penalità e 3/4. Stefano Carli in sella Marroces, questo è un binomio abbastanza nuovo, eravamo abituati a vedere Carli su Karajan. Ieri qui a questo microfono Carli ci ha confessato che siccome non si sente lui perfettamente in forma e siccome Karajan è un cavallo che ha bisogno di essere montato al massimo dei livelli possibili, ha preferito affidarlo a un suo amico e conterraneo Luciano Campagnaro per fare qui alcune prove di questo concorso, e lui monta questo Marroces con cui sta in pratica quasi iniziando, almeno su questi ostacoli così grandi, così importanti, su questi tracciati così difficili, un rapporto con questo nuovo cavallo. Però ciò nonostante, come vedete dal suo ingresso in campo che non è stato fra i primi, purtroppo qui c'è stato un passaggio un po' azzardato. Carli del resto è uno che rischia sempre molto quando sta a cavallo, certo non si risparmia. Come dicevo, fino adesso comunque è settimo nella classifica provvisoria e quindi ancora 6 cavalli dopo di lui. Sì, la classifica provvisoria sicuramente, tutte queste penalità sarà un po'... L'ultimo ostacolo passato molto bene, devo dire, c'è stata un'incertezza su quell'uscita dalla gabbia, peccato perché veramente forse meritava qualcosa di più. Stefano Carli simpaticissimo, cavaliere veneto, anche lui uno dei pochissimi dilettanti veri rimasti. Ieri quando ci ha salutato scappava in ufficio per andare certamente, nel suo ufficio qui vicino. Stefano Carli è un commercialista diciamo molto valido ed è l'unico, possiamo dire probabilmente l'unico puro diciamo amatore del nostro sport. Come diceva lei, è sicuramente un temerario a cavallo, ma è un temerario diciamo che ragiona. Un temerario ad alto livello, quindi non può essere temerario e basta, ovviamente. Temerario e basta non basta, quindi occorre un temerario intelligente ad alto livello. Massimiliano Baroni su Lisù Brunois, altro binomio importante, che è un binomio che secondo me sarebbe in grado di vincere qualsiasi cosa, soltanto che Lisù Brunois è un cavallo molto particolare e quindi non è sempre allo stesso livello, però ha fatto delle cose notevoli e quindi ci si può aspettare di tutto. Sì, sono convinto anch'io. Lisù Brunois diciamo è un cavallo che ha delle importanti performance ed è accompagnato anche da un buon carattere e da un impiego sufficientemente facile durante anche queste prove molto impegnative. Purtroppo, come tutti gli esseri viventi, avete visto già 2 errori, uno su quel passaggio di sentiero numero 2 e poi sull'ingresso alla combinazione. Dicevo appunto che si hanno poi dei momenti di alti e bassi che sono un po' più accentuati in questo cavallo, anche perché il cavallo è uno stallone, quindi può darsi che possa soffrire
Infatti avete visto invece questa addirittura come è passata, come se gli ostacoli quasi non esistessero, con che leggerezza. È un cavallo che ha dei grandissimi mezzi, ma ogni tanto si perde proprio anche su ostacoli magari non di grandissima difficoltà. Massimiliano Baroni è uno dei migliori cavalieri italiani, è pisano, era ancora giovane. Cavallo con grandissimi mezzi, un cavallo molto, molto attento quando lo decide, e molto svelto soprattutto nei movimenti, con grande leggerezza e classe. È molto piacevole da osservare. Elena Micucci ci ha riproposto l'errore all'ingresso della gabbia. Cavaliere giovanissimo in campo adesso, Jerry Smith, 22 anni, lombardo, nato da una famiglia di origine olandese ma ormai italianissimo, anzi milanese direi, no? Direi assolutamente milanese, anche nelle, diciamo, anche nelle sue espressioni, nel modo, nei comportamenti. È un cavaliere giovane, come dicevamo poc'anzi, che la federazione conta moltissimo su di lui, perché ha temperamento, ha carattere e diciamo che si sta accompagnando anche da una certa classe. Sì, è un cavaliere che monta in modo molto elegante. Molto elegante e con un potenziale decisionale non indifferente. Anche questo castrone grigio tedesco nato nell'83 è un cavallo molto bello da seguire. Robbie Foulard, Governor by Robbie Foulard, c'è stato un errore al passaggio di sentiero numero 2, ricordiamo che sono tutti ostacoli decisamente molto impegnativi. E vedi, questo cavallo diciamo che ha una classe eccezionale, perché laddove dove l'ostacolo diventa più impegnativo, lui più dimostra diciamo, queste sue virtù di elasticità e di potenza. Siamo al penultimo ostacolo, il numero 7, poi abbiamo l'ultimo che è una combinazione, una triplice di dimensioni quasi monumentali, e poi un verticale di 3 barriere che anche questo è notevolmente tecnico come ostacolo. Direi che questa gabbia è veramente molto impegnativa, perché abbiamo una triplice di oltre 2 metri di larghezza, di profondità per 1,55 di altezza, e poi con un verticale sempre da 1,55 m, molto leggero, quasi vuoto, ed è molto impegnativo ovviamente per il cavallo e cavaliere. Jerry Smith intanto esce dal campo con 8 penalità complessive e, non essendoci nessuno che è riuscito a fare meglio, per adesso è primo naturalmente nella classifica provvisoria di questa categoria e anche nella classifica provvisoria del campionato, essendo diciamo ovviamente il migliore di quelli che sono entrati fino adesso e avendo chiuso al meglio di tutti. Adesso, come dicevamo, però andiamo verso i vertici. È entrato adesso Gianni Covoni sull'Herry, ricordavo prima la vittoria al campionato italiano 1988 di Giorgio Nuti sull'Herry, questo stesso cavallo che poi è passato ad un cavaliere tedesco, Otto Becker, e poi è ritornato in Italia sotto la sella appunto di Gianni Covoni. Binomio molto interessante da seguire, anche lui sceglie la strada più lunga, evidentemente a questo punto tende a fare un percorso più prudente. Ma diciamo che se lo può anche permettere il fatto, perché l'Herry ha una folata molto ampia, quindi copre molto gli spazi, quindi può allungare il percorso per poi trovarsi sempre nel tempo. C'è purtroppo errore all'ingresso della combinazione finale, 4 le penalità per l'Herry e Gianni Covoni, quindi complessivo di 8 anche per questo binomio. Abbiamo 2 binomi a 8 penalità. Ricordiamo che però il punteggio finale sarà costituito, mentre rivediamo il passaggio finale di Covoni, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punti acquisiti a partire dalla prima prova di questo concorso di Vicenza, cioè la prova di mercoledì. E adesso entra in campo un cavaliere veneto, Luciano Campagnaro, non so se avete potuto sentire l'applauso del pubblico, è un cavaliere naturalmente con molti fan fra gli spalti. Beh, vorrei quasi quasi unirmi anch'io ai veneti fans di Campagnaro, perché
ovviamente è un cavaliere che io reputo di buon livello, di ottimo livello, cavaliere molto determinato, deciso, preciso e grande lavoratore dei suoi cavalli. Ricordavo la classifica, Gianni Govoni aveva prima di questa seconda manche 11 punti e 96, parliamo di punti negativi. Campagnaro entra in campo con 11 e 625, tra i due quindi pochissima distanza. Govoni è uscito con 4 penalità dal campo. Se il Campagnaro dovesse fare più di un errore passerebbe dietro la posizione di Govoni. La barriera è rimasta miracolosamente sulla prima, ma purtroppo la seconda, poi il secondo ostacolo successivo, come spesso succede, si pagano dopo gli errori fatti prima. C'è un secondo errore per Campagnaro su Emeli, che quindi anche lui con 8 penalità nella seconda manche e 4 nella prima va a piazzarsi. Aveva 0 però nella prima e quindi ha 8 penalità complessive. E adesso sarà la volta. Era però la distanza fra i due talmente ravvicinata che probabilmente a questo punto è terzo Gianni Govoni. I prossimi a entrare in campo sono Giorgio Nuti e Filippo Moyerson, sono anche loro molto vicini come punteggio. Giorgio Nuti entra con 7 punti e 970 millesimi, Moyerson entrerà con 6 e 910, quindi una differenza di 60 millesimi di punto, praticamente una differenza che non è di 1 punto e 60 centesimi, che basterebbe più di un secondo di tempo su un eventuale fuoritempo per colmarla. Non parliamo quindi di una barriera, che sono 4 punti negativi di penalizzazione. Ed ecco il campo. Giorgio Nuti su Vini Fontana di Papa Gauguin, un altro degli uomini che con la squadra italiana ha conquistato l'oro ad Atene per i giochi del Mediterraneo. Giorgio Nuti lo conosciamo tutti molto bene, è uno dei cavalieri più affidabili e più importanti della nostra equitazione, sempre a Piazza di Siena negli ultimi anni. Vediamo, a questo punto conta molto anche la freddezza dei nervi. Non devono fare errori, non devono andare fuori del tempo massimo, il tracciato è difficile. Il momento è magico, perché basta poco. È magico, ci si sta giocando la medaglia d'oro. Chiaramente. E anche una cospicua dotazione di premi che la federazione ha disposto per questi Grand Prix, no, ingegnere? Certamente, per questo dobbiamo dire che il progetto Gran Premi d'Italia e campionati italiani, progetto... C'è un errore di Nuti a quel largo numero 2. Potrebbe essere pregiudizievole per la medaglia d'oro. Sì, anche perché Moyerson è un cavaliere molto, molto freddo, quindi saprà sicuramente come gestire questo vantaggio inaspettato. Partito molto sotto al verticale di tavola, ma si è ripreso molto bene. Siamo alla fine del percorso e passa indenne da errori sulla gabbia finale Giorgio Nuti su Gauguin. Gauguin è un castrone nato in Olanda nell'83 Vini Fontana di Papa Gauguin, che termina dunque con 4 penalità nella seconda manche, termina con un complessivo di 8 penalità. È evidente che Moyerson entra in campo più disteso, c'ha più di una barriera che lo distanzia da... Ma comunque è fortemente responsabilizzato, perché
si può permettere solamente una barriera. D'altra parte bisogna anche ricordare che Moyerson su Dugano quest'anno ha vinto 3 dei Grand Prix, no? Certamente, dei 4 Grand Prix che avete. Grand Prix ne ha 23. Sì, giustamente come diceva prima, ritornando sull'argomento del buon, dell'interessante montepremi di questa manifestazione, Gran Premi d'Italia e finale del campionato italiano, questo dobbiamo dare un caloroso ringraziamento alla Publicitas, la quale ci ha aiutato a realizzare queste manifestazioni che hanno portato un grosso interesse. Io in tutti però, i cavalieri ingegnere, adesso direi l'anno. di seguire molto attentamente questo percorso di Moyerson, che mi pare valga la pena, no? Assolutamente, siamo tutti qua che viviamo l'emotività di Filippo. Netto, Dugano è un cavallo difficile anche lui, ma Moyerson è un cavaliere estremamente ragionevole, tra l'altro una monta molto elegante, molto disinvolta, ma l'errore può sempre venire. Il passaggio a quel verticale di tavola è stato, sembrava che passasse al centro naturalmente è più alto l'ostacolo. È netto. Del campione. Filippo Moyerson è il campione d'Italia 1991. Adesso bisognerà fare un po' di conti ma no, è non ci dovrebbero essere problemi. La medaglia d'argento dovrebbe essere senz'altro di Giorgio Nuti. Il bronzo aspettiamo un attimo se dalla giuria ce lo fanno sapere. Aspettiamo l'annuncio ufficiale, ma si pensa Dovrebbe essere comunque la medaglia d'oro di Filippo Moyerson, la medaglia d'argento di Giorgio Nuti e la medaglia di bronzo di Gianni Govoni. Gianni Govoni indubbiamente è un cavaliere, questo binomio Gianni Govoni e Larry è un binomio di cui continuiamo a parlare, no? Abbiamo fatto un progetto su questo binomio e abbiamo sicuramente oggi constatato che le previsioni sono mantenute a livello delle proiezioni fatte pochi mesi fa. Sono sicuramente cavaliere e cavallo di altissimo rango, anche se giovane il cavaliere, un po' meno giovane il cavallo, ma comunque ci daranno delle soddisfazioni non indifferenti. E Filippo Moyerson, qualche nota preparate qui dall'ufficio stampa della federazione, nato a Milano nel 1954, le prime prove nazionali le ha affrontate nel 68, quindi sono già ormai molti anni, ha debuttato nel primo internazionale nel 72, nell'81 si è consacrato fra i grandi del settore partecipando per la prima volta a Piazza di Siena, ha vinto il Gran Premio di New York e quello di Bruxelles in sella ad Adam, un cavallo famoso di cui tutti coloro che sono appassionati di equitazione si ricorderanno. Arrivò ottavo ai campionati europei di Monaco. Lo stesso anno, in occasione di una altrettanto famosa trasferta americana, stabilì il record. Intanto dalla regia ci ripropongono il rallenti del percorso di Moyerson. Quello stesso anno stabilì il record indoor di salto, sempre in sella Adam, con 2,31 m. Nell'82 ha debuttato ai mondiali di Dublino, è stato componente della squadra alle Olimpiadi di Los Angeles, nell'85 si è classificato secondo al Gran Premio Roma, quarto poi ai campionati assoluti dell'86 con Joyeux d'Or, nell'87 sempre a Roma, poi a Aquisgrana, poi alla Ball. Insomma è un curriculum pieno decisamente di successi, è uno dei cavalieri più affidabili della nostra equitazione. Dicevamo prima, certamente, quel famoso, quella vittoria negli Stati Uniti, a New York, indoor ed in potenza 2,31 m, omologata poi a 2,33 m circa, è stato poi un record che è stato durato a lungo, è stato poi battuto dopo qualche anno e quindi tutto onore a questo nostro cavaliere che sicuramente si pone ai livelli non solo nazionali ma internazionali, un cavaliere di prima linea. E ricordavo prima che tra l'altro questo stesso binomio è stato campione d'Italia nel 1989 a Cesano, proprio nell'ultima edizione disputata secondo la vecchia formula della gara unificata dell'unico concorso. Ritengo che rispetto alla gara, alla formula unificata del passato,
questa nuova formula, diciamo, che ormai abbiamo stabilito. Ed ecco, vedete inquadrato Moyerson insieme a tutti i concorrenti di questa gara che rientrano in campo. Una formula nuova in genere, senz'altro per noi, diciamo, televisivi, una formula più spettacolare. Più spettacolare, più vissuta e secondo me anche, diciamo, più qualificante, anche perché qui non c'è di certo la vittoria occasionale. Uno ha senz'altro un certo iter, diciamo, di preparazione, di classificazione, e poi arriva a disputarsi la finale su 3 giornate, quindi diciamo che è un campionato molto vissuto, ben articolato e difficile anche da vincere. Chiediamo gentilmente ai cavalieri di portarsi del centro del campo, grazie. Adesso si stanno disponendo al centro del campo. Io ho chiesto se era possibile avere Filippo Moyerson al nostro microfono, temo che sarà un po' difficile, comunque ci proveremo. Chiediamo allo speaker ufficiale di essere qui vicino alla tribuna d'onore. Per cortesia, allo speaker ufficiale. Adesso qualcuno gentilmente ce lo va a chiamare. Lo vedete proprio qui davanti alla nostra postazione. Filippo Moyerson, campione italiano 1991. Che speriamo di averlo tra noi tra qualche istante. Prima parlavamo del programma di quest'anno, che in realtà è un programma preolimpico, ingegnere. Questo binomio lo vedremo a Barcellona. Ma io direi che su questo binomio noi ci contiamo, non perché oggi ha vinto il campionato italiano, ma per tutte le performance che Duganò e Filippo Moyerson hanno ottenuto in questa annata, diciamo, di agonismo. Fra le altre cose, noi siamo... Io sto facendo grandi gesti per il tentativo certamente di farmi notare da Moyerson. Adesso Caterina Vagnozzi lo è andato a avvisare del nostro desiderio, speriamo che riuscirà a fare in tempo. Ma io in questo momento penso anche di poter interpretare il pensiero di tutti gli sportivi, facendo un grosso augurio al nostro tecnico federale Cavaliere Graziella Mancinelli, che oggi è assente per una leggera indisposizione, quindi ci uniamo tutti per fare gli auguri perché sia sempre in campo assieme ai suoi cavalieri e ai suoi cavalli. Grandi strette di mano in campo. Io temo che uno dei motivi per cui Moyerson non scende da cavallo è una vecchia consuetudine che c'è ai campionati italiani, no, sì, ingegnere? Sicuramente, guardi, sicuramente teme di fare un bagno. Perché il campione italiano in genere finisce bagnato nella riviera, appena scende da cavallo. E quindi... Però io insisto. Grandi fotografie in campo. La premiazione del campionato d'Italia con la consegna delle medaglie. Abbiamo, spero, ancora qualche secondo, mi pare che il tempo però sta passando possiamo velocemente. Magari raccontare che quello che stiamo facendo per il programma olimpico. Noi abbiamo avuto la benedizione, il fuoco verde da parte del presidente del CONI, quindi per partecipare con le 3 specialità olimpiche alle prossime Olimpiadi di Barcellona. Noi abbiamo un programma di preparazione olimpica. Ingegnere, mi perdoni, ma dalla regia mi dicono che dobbiamo chiudere, purtroppo dobbiamo restituire la linea a Roma. Grazie a tutti, non siamo riusciti a farvi vedere da vicino Filippo Moyerson appietato, ma vi ho detto qual è probabilmente il problema. Grazie a tutti, grazie all'ingegnere Benini, grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e grazie soprattutto ai nostri spettatori. La linea ritorna a Marco Franzelli.